Presidente Vendramin, riusciamo a tracciare un bilancio di quest'anno, di questa emergenza coronavirus qui alle Opere Pie di Pederobba? Sì, è un bilancio che non è ancora chiuso perché l'emergenza è ancora in corso, però possiamo dire che siamo stati prevenuti nella prima parte, nel senso che la prima ondata non ci ha toccato, quella della primavera scorsa, grazie soprattutto all'impegno del personale a tutti i livelli, dai medici agli operatori sanitari agli educatori. E invece la seconda ondata siamo stati coinvolti anche noi, ci sono stati dei focolai che fortunatamente siamo riusciti anche ad arginare da un punto di vista sanitario, perché abbiamo avuto pochissimi decessi e comunque anche legati ad altre patologie, soprattutto i più anziani. E questo però come dire, ha bloccato quelle che sono le visite dei parenti ed è la parte diciamo più sofferente di questo anno, è proprio la mancanza di una relazione diretta che i familiari dovrebbero, ma non possiamo permettere di avere con i loro cari. Se La no, comunità invece, la comunità di Pederobba, com'è stata? Vi è stata vicina in questi mesi? sì, io ho sentito una comunità molto stretta attorno a noi, per loro le Opere Pie sono ancora un fiore all'occhiello della comunità perché dà questi servizi sociosanitari ormai da lungo tempo, per cui la sentono come una famiglia, ecco. E noi abbiamo circa 250 operatori tra medici, personale eccetera, molti anche di Pederobba e quindi c'è una rete proprio che ci coinvolge e che ci abbraccia. E quindi io sono contento perché proprio sento, tutto il Consiglio di amministrazione ha sentito la comunità vicina in questo momento proprio così grave e critico per la comunità tutta. La campagna vaccinale in Veneto prosegue, i numeri dei vaccini giornalieri aumentano sempre di più. Qual è il suo auspicio? Si uscirà? Si potrà vedere la luce in fondo al tunnel? Sì, io sono fiducioso, si uscirà gradualmente, miracoli li fa la scienza. Noi abbiamo cominciato la campagna di vaccinazione il 6 gennaio per i nostri ospiti del personale e abbiamo chiuso con il secondo richiamo ai primi di febbraio. E non tutti si hanno vaccinati tra gli operatori, poi attraverso un appello e il convincimento dei medici alcuni ci hanno ripensato e si sono poi vaccinati, quindi è proprio una fetta marginale quella che ancora però sono fiducioso che tutti capiremo e la dimostrazione che il vaccino funziona è che non abbiamo più avuto casi, nonostante i tamponi che facciamo 2 volte alla settimana per tutti gli operatori, non ci sono stati più casi positivi tra quelli vaccinati e quindi questo è un segnale che va nella giusta direzione ed è una tutela, una sicurezza, una barriera soprattutto per i nostri ospiti perché vogliamo tenerli sicuri, sani per dar modo di aprire quanto più possibile agli incontri in diretta fisici con i loro familiari, perché è giusto che ci sia un'apertura anche per i familiari, con le dovute cautele del distanziamento, del tampone, eccetera, eccetera.